stavo prendendo sonno, ho sentito come un fischio, una vampata, ho aperto gli occhi, ho visto tutto rosso, ho aperto la tenda, sono uscito e c'era una linea di fuoco. Abbiamo visto proprio queste fiamme alte, abbiamo pensato se prende fuoco è un attimo e siamo scappati fuori subito di corsa. Poi lui il pensiero primo che ha avuto sono stata io, mi ha proprio preso, mi ha tirato fuori di corsa e ho preso paura. Non riesce a trattenere le lacrime Loredana, lei ha 36 anni, Michele ne ha 37. Nessun lavoro da un anno e mezzo lui, un lavoro da 500 euro al mese lei, troppo pochi per pagare una casa. Da un mese hanno piantato la loro tenda qui sul lungargine Zanona Ponte Vigo d'Arzere. Ieri sera hanno avuto paura, qualcuno, ragazzotti forse, ha tentato di dargli fuoco lanciando dalla strada 3 bottigliette di Coca-Cola. In una c'era sicuramente del liquido infiammabile. È la quarta sera di seguito che ci disturbano, prima con parole, poi con sassi. Ho provato a parlargli, ma no. Michele ieri ha chiamato la polizia che adesso indaga a tutto campo. Un atto sicuramente deprecabile, violento, che comunque ci impone, così come richiesto anche dalla locale procura, di identificare al più presto gli autori. Michele e Loredana stanno per lasciare l'argine del Brenta, ma all'asilo notturno non vogliono andare. Il loro sogno resta una casa. Chiedo solo un appartamento di poterlo pagare con il mio stipendio finché lui non trova un lavoro. Questa notte che cosa farete? Per questa notte mi ospita mia sorella, ma solo per questa notte. Dopo siamo da capo.